Buonasera dal campo di baseball Rino Zangheri e oggi sabato 27 maggio, seconda partita tra le Pantere della New Rimini, che è composta da Aiello Tommaso e dal ricevitore Tombari Jacopo. Gli arbitri sono Santarini Lorenzo, che è arbitro di casa base, aiutato sulle basi da Mignola Marco. Vediamo che l'arbitro dà via al gioco, ha chiamato nel box di battuta il lead-off Perdomo Gabriel, che oggi pomeriggio giocherà come interbase. Battitore mancino, vediamo Aiello si sta facendo gli ultimi movimenti e si appresta per lanciare. Poi tra un lancio e un altro vi darò la formazione della New Rimini. Bunt, tentativo di bunt, vediamo che comunque è chiamato strike. Allora, in prima base abbiamo Signorile Tommaso, seconda base Perazzini Enrico, interbase Cortesi Iure, terza base Balducci Manuel, e poi esterno sinistro abbiamo Canuti Thomas, esterno centro Gabrieli Andrea ed esterno destro abbiamo Bonemei Davide, mentre il battitore disegnato è Focchi Amedeo. Secondo lancio è un ball, dunque un ball e uno strike sul lead-off Perdomo Gabriel. Swing, un ball, due strike. E strike out. Parte subito con un K Tommaso Aiello, nel box di battuta Lorenzo Garbuglia, dislocato in campo in difesa come esterno centro. Primo lancio ball, troppo basso. Ancora basso. Terzo ball. Tre ball e uno strike sul filo interno. Base su ball.
nel box Marchetti Adelin. E subito al primo lancio rubata che è andata in porto. Primo lancio strike. Out al volo e doppia eliminazione. L6. Termina così il primo inning senza nulla di fatto. Noi andiamo nel frattempo in pubblicità. E di nuovo in linea, stiamo assistendo al termine del riscaldamento della coppia composta dal lanciatore Elia Calcagni, ricevuto da Piovani Diego. La squadra ospite è così composta: in prima base Patricio James, seconda base Calcagni Mattia, interbase Perdomo Gabriel, terza base Grioli Daniel, poi esterno sinistro Marchetti Adelin, esterno destro Giustozzi Gabriele, esterno centro Garbuglia Lorenzo. Lead-off della Mediolanum sempre Enrico Perazzini, poi a seguire sarà Focchi Amedeo, poi Canuti Thomas, Bonemei Davide, Gabrielli Andrea, Signorile Tommaso, Cortesi Iuri, Tombari Jacopo, Balducci. Andiamo subito molto stretto il terza base. Primo lancio troppo esterno.
dunque ball. Ancora ball, questa volta troppo alta. Strike sul filo esterno. Battuta verso il seconda base che raccoglie e assiste per una eliminazione 4-3, ovvero seconda base raccoglie la palla e la lancia in prima base prima dell'arrivo del corridore Enrico Berrazzini. Un out nel box di battuta Amedeo Focchi. Parti subito con una curva che scende troppo prima dell'aria. Ball dunque, secondo ball. Strike sul filo esterno, 2 ball e uno strike. Lancio basso ed esterno, 3 ball e uno strike. Palla battuta in foul a sinistra, conto pieno su Amedeo Focchi. Questa sera con nessun ruolo in difesa, infatti è battitore designato. Battuta verso, arriva salvo su errore dell'Interbase. Nel box di battuta Thomas Canuti. Entra subito con una curva nell'area dello strike. Primo strike, dunque. Pick off senza nessun risultato.
Nel frattempo il sole comincia a abbandonare l'area esterna. Un ball e uno strike. Palla presa al volo e doppia eliminazione. L1 termina con di nuovo in linea dal campo di Rimini Rino Zangheri, secondo inning della seconda gara dell'incontro tra New Rimini e le Panteri di Potenza Picena. Nel box di battuta James Patricio lascia passare il primo ball, un lancio troppo basso. Altro ball, questa volta troppo alto. Si allinea verso l'esterno centro. Un singolo, una linea a ridosso, proprio sul pitcher che si abbassa e pertanto cade davanti all'esterno centro. Dunque 0 out, corridore in prima e nel box di battuta Daniel Grioli. Mostra il bunt. Pick-off senza nulla di fatto. Ancora bunt. Foul. Parti subito con uno strike. Un gioco per tentativo per costruire il punto.
Lancio pazzo che sfugge, porta all'avanzamento del corridore. Un ball e uno strike. Lancio battuto in foul a destra sulle reti di protezione delle gradinate. Un ball, due strike. E strike out, out al volo. Secondo K nel box di battuta con un out e il corridore in seconda Gabriele Giustozzi con il numero 27 di Casacca. Primo lancio ball, troppo interno e forse anche alto. Secondo ball, lancio alto. Swing, due ball e uno strike. Palla battuta verso il terza base che raccoglie, fa un'eliminazione e comunque porta l'avanzamento dell'uomo in terza. Secondo eliminato, 5-3. Primo lancio ball, nel box Iucare Giuseppe, DH, battitore disegnato. Due out, corridore in terza. Strike sul filo basso. 1-1 il conto. Altro lancio sembrava identico al precedente, questa volta non è così dell'avviso Lorenzo Santarini, l'arbitro di Casabase. Due ball, dunque uno strike, il conteggio aggiornato. Bella curva che non viene premiata dall'arbitro. Dunque 3 ball e uno strike.
Base su ball. Corridore agli angoli e nel box di battuta il seconda base Mattia Calcagni, 45 di casacca. L'ottavo uomo del line-up. Lancio basso, esterno, parte con un ball su Mattia Calcagni, il partente Tommaso Aiello. Strike. 1-1 il conteggio. E su un tentativo di eliminare il corridore in prima, l'interbase perde la palla ed entra il primo punto. Un gioco che io personalmente non avrei rischiato. Due ball e uno strike, battuta verso l'interbase che raccoglie. Out, bella giocata del prima base che raccoglie staccato e in corsa fa l'out al battitore. Dunque la giocata è 6-3 e però andiamo al riposo, al cambio di campo sotto di un punto. Ancora in linea dal campo di baseball Rino Zangheri, parte bassa del secondo inning,
la New Rimini per la prima volta in giornata è sotto di un punto, dopo aver incassato un punto su un tentativo di giocata difensiva non andate in porto, un eccesso di confidenza mi viene da dire. E nel box di battuta il numero 4 del line-up, Davide Bonemei. Primo lancio ball, esterna. Ancora ball. Stavolta l'arbitro ci pensa e chiama strike. 2 ball e uno strike. Palla battuta sul prima base che tutto da solo fa il primo out. Nel box Andrea Gabrielli. Primo lancio ball. Ancora ball. Stavolta entra sul filo esterno con una dritta, 2 ball e uno strike. Terzo ball. Conto pieno, palla battuta in foul. E cos'è? Valida. Triplo di Andrea Gabrielli. Con un out, una bella battuta di Andrea Gabrielli, scavalca l'esterno destro e permette con la sua corsa di arrivare in terza base. Nel box Tommaso Signorile gira subito il primo lancio in foul. Prima valida che subisce il lanciatore partente Elia Calcagni
un triplo. Batte una profonda volata di sacrificio e grande volata di sacrificio, subito pareggio della New Rimini. Due out, 1-1 il punteggio. Entra subito con un slider nell'area dello strike, nel box di battuta Yuri Cortesi guarda bene attentamente il primo lancio. Secondo strike. Stavolta è esterna. Un ball, 2 strike, 2 out. E va questa K guardando una curva insidiosa. Termina il secondo inning, parte bassa, 1-1 il punteggio. Pubblicità. Di nuovo in linea dallo stadio di baseball Rino Zangheri di Rimini, seconda gara della giornata tra le Pantere di Potenza Picena e la New Rimini, parte alta del terzo inning, punteggio sull'1-1, nel box di battuta il nono del line-up Diego Piovani per le Pantere di Potenza Picena. Gira subito uno swing a vuoto, un giro a vuoto, primo lancio, si carica del primo strike Piovani. Secondo lancio rimane troppo esterno. Un ball e uno strike. Swing di nuovo, un altro giro a vuoto della mazza. Un ball, 2 strike. Bisogna insistere in quell'area.
e K, girato. Prima eliminazione dell'inning, terzo K per Tommaso Aiello. Nel box di nuovo il lead off Gabriel Perdomo. Prima batte subito tutto da solo, eliminazioni, uno raccoglie la palla con qualche incertezza, una palla velenosa, però fa tempo a raccoglierla. Il secondo momento è fare la seconda eliminazione. Nel box Lorenzo Garbuglia, prima lo ricordiamo, è andato base su ball, dato in base con 4 ball. Entra subito con uno strike, Lorenzo lo guarda. Un bel lancio sul filo esterno che l'arbitro non premia, un ball e uno strike. Curva che non scende. Secondo ball. Colpito. Seconda volta in base, questa volta colpito Lorenzo Garbuglia. Nel box Adelin Marchetti. Primo lancio ball. Palla battuta verso l'interbase che raccoglie ed con una insistenza missile 6-3, terza eliminazione, termina la parte alta del terzo inning, 1-1 il punteggio e noi andiamo in pubblicità.
diretta, via. Di nuovo in diretta, parte bassa del terzo inning, però vedete, iniziamo subito la diretta. Nella fase di riscaldamento il lanciatore ha risentito di qualche cosa, non sappiamo se è un semplice crampo oppure qualche risentimento muscolare. Vediamo. No, credo che si trattasse di semplici crampi, anche perché il manager è andato subito e ha praticamente fatto il movimento per, per togliere il crampo, la contrattura del crampo. Fortuna, vediamo che il lanciatore si sta ancora massaggiando il polpaccio. Vediamo se ce la farà a continuare. Sembrerebbe che perlomeno ci prova. Ancora continua il riscaldamento. Ok, terminato il riscaldamento, si sta preparando nel box di battuta il ricevitore Jacopo Tombari, l'ottavo del line-up con il numero di casacca numero 15. Primo lancio con una palla curva, entra nell'area dello strike, così decreta l'arbitro di casa base Lorenzo Santarini. Secondo strike, questa volta è un lancio dritto. Terzo lancio, questa volta ha fatto bene a guardarlo perché è alto. Un ball, 2 strike. Palla curva battuta verso il seconda base, aggredisce e arriva salvo. Sul tempo arriva salvo, io direi una valida per Tombari. Che è confermato dall'Intercity, che è passato sulla prima base senza fermata. Nel box il nono e ultimo del line-up, Manuel Balducci, terza base. Entra con un lancio dritto sul filo esterno. Balducci lo guarda. Secondo lancio girato, ma senza nulla di fatto, uno swing gira vuoto, si carica del secondo strike, massimo vantaggio per il lanciatore, per Elia Calcagni.
Palla battuta, questa volta si difende in foul. Conto invariato, 2 strike. Lancio curvo, secondo ball, 2-2 il conto. K girato. Primo out nel box. Perazzini, Enrico Perazzini. Gli fa il bunt a lui, no? No, a lui, all'altro. Un ball. Doppio out. Chi l'ha fatto l'esterno centro? No, ma chi? No, ma lui là ho il volo, chi l'ha fatto? Sì, andiamo in pubblicità. Di nuovo in linea, quarto inning, gara 2 tra le Pantere e l'Agno Rimini. Parte alta del quarto inning, nel box ancora il partente Tommaso Aiello. Nella pedana, scusatemi, nel box di battuta invece il James Patricio, temibile Mazza.
un bel lancio che l'arbitro non premia, dunque un ball. Secondo ball. Strike. 2 ball e uno strike. Foul ball. 2-2 il conto. K con swing. Ottimo giocata del lanciatore di Tommaso. Adesso nel box il numero 5, Daniel Grioli. Lancio basso. Grioli terza base, lo ricordiamo, ruolo difensivo. Secondo ball. Lorenzo probabilmente vede il lancio alto. Lorenzo Santarini, l'arbitro di Casabase. Terzo lancio strike, battuto in foul sulle reti di protezione delle tribune. A destra. Secondo strike. 2-2 il conto. E K con swing. Secondo out nel box di battuta Gabriele Giustozzi. Entra subito con una dritta, una fast girata a vuoto dal battitore. E questa volta uno slider che comunque porta allo swing. Massimo vantaggio per Tommaso Aiello. Palla alta, non scende a sufficienza. Un ball, 2 strike. E K con swing terzo, in questo inning fa tutto da solo, 3 eliminazioni al piatto e termina la parte alta del quarto inning sempre sul punteggio di 1-1. Pubblicità.
Allora, ancora in linea dallo stadio di Rimini, parte bassa del quarto inning, punteggio sempre 1-1 nel box di attacco, quarto attacco per la New Rimini, nel box di battuta Amedeo Focchi, battitore designato, sempre nel box, nella pedana di lancio Elia Calcagni, che sembra aver superato quel momento nell'inning precedente, dei crampi sembravano. Entra subito con uno strike. Secondo, questo è uno slider, sì, secondo strike consecutivo. Stavolta Focchi gira la mazza, ma non colpisce la palla correttamente, la palla va in foul. Sempre conto invariato con 2 strike. Ancora si difende su un lancio interno, secondo foul sulla rete. Sempre 2 strike. Primo ball, quinto lancio, 2 strike, 2 foul ball e un ball. Esattamente in ordine. Questa volta una linea con un bel gesto, il seconda base la ferma e fa l'out L4. Stato veramente sfortunato, bastava mezzo metro più alta, e la differenza in questo gioco tra una bella valida e un out spettacolare. Nel box Thomas Canuti, sì, era una bella linea veloce, certo, poteva anche piegare il guantone sicuramente. Entra nel filo esterno, Thomas guarda il primo lancio, gira il secondo in foul sulle tribune. 2 strike, massimo vantaggio per il pitcher. Strike out, guardato. Terzo K del lanciatore, Calcagni Elia. Nel box di battuta Davide Bonemei. Lancio pazzo, ball. Gira la seconda palla senza uno swing, senza impattarla.
ma secondo me sul guantone non l'ha sentito il choc della mazza. Tra l'altro non era nemmeno un giro molto convinto. Non bisogna adattarsi a questi lanci lenti, bisogna aspettare e girare con sempre velocità. Guarda questo lancio curvo. Se bisogna difendere il piatto, non si può. Batte verso il terza base che raccoglie e assiste per un'eliminazione 5-3. Termina il quarto inning, 0, sempre 1-1, scusatemi il risultato, pubblicità. Siamo di nuovo in linea dallo stadio Rino Zangheri, parte alta del quinto inning, seconda partita della giornata tra le Pantere di Potenza Picena e la New Rimini, punteggio fermo sull'1-1, nel box di battuta il numero 7 del line-up, Iucare Giuseppe, battitore disegnato, gira subito il primo lancio in foul, si carica di uno strike. Batte sul lanciatore che raccoglie e assiste 1-3 per la prima eliminazione. Nel box Mattia Calcagni. Lancio che rimane alto, un ball. Swing 1-1, ball e uno strike. Secondo strike, una bella fast sulla parte bassa dello strike. Un ball, 2 strike. E K. Del box Diego Piovani, il nono del line-up.
Bunt in foul. Stavolta è un ball sul bunt mostrato da Diego Piovani, ricordiamo il ricevitore della squadra avversaria. Secondo ball. Out con l'assistenza 1-4. Terzo out, termina la parte alta del quinto inning. Pubblicità. Di nuovo in linea, parte bassa del quinto inning, partita che ancora non è decollata. 1-1 il punteggio. Nel box di battuta Andrea Gabrielli. Primo lancio molto esterno, un doppio ball mi verrebbe da dire. Ancora ball molto esterno, tutti i lanci carichi di effetto. Terzo ball, stavolta un po' più vicino al filo esterno, ma ancora ball.
3 ball, adesso bisogna legarsi la mazza al piede, strike, lancio ritenuto basso da Andrea Gabrielli, no, non dall'arbitro. Questa volta non può essere strike, base su ball. Nel box Tommaso Signorile, il sesto del line-up. Prima base questa sera, nel pomeriggio invece ricevitore. Visita del manager e io direi di andare in pubblicità. Let's get behind and cheer the Yankees. They're gonna learn to fear the Yankees. Everyone knows they play to win. 'Cause they're the New York Yankees. Show them today why you're the Yankees. No other way when you're the Yankees. What do you say we win a brand new ball game? We're gonna shout when you're powder the ball. We're gonna scream, put it on the wall! The other team's gonna know what it means to play the Y-A-N-K-E-E-S. We love the Yankees, shout it out loud, we love the Yankees. We're really proud of our Yankees, and we wanna win. Visita terminata, confermato il lanciatore partenti Elia Calcagni, nel box di battuta Tommaso Signorile, bunt non del tutto riuscito, sì, è andato verso il dugout della New Rimini, si carica di uno strike, chiaramente un bunt per portare Andrea Gabrielli in seconda. Bunt. No, era staccato! Scelta difesa, out Andrea Gabrielli. E sempre uomini prima in un out. Scusate l'urlo, ma è sembrato veramente una chiamata non del tutto regolare. Entra con uno strike. Nel box Yuri Cortesi lascia passare il primo lancio. Stavolta è un ball e uno strike. Lancio pazzo. Porta l'avanzamento in seconda base di Tommaso Signorile. 2 ball e uno strike, il conto a casa.
gira una palla alta, regala uno strike. Per me è uno strike regalato, perché se stava con la mazza ferma era un 3 ball e uno strike. E fortuna che l'arbitro non vede questa curva nello strike. Conto pieno. Ha girato un ball eclatante, Era una base ball, sì, sopra il casco era. Quando vai nel box, che forse sei la tensione. I ragazzi sicuramente. Adesso Jacopo Tombari, ricevitore. Dio buono. Era una palla che rotolava sulla base. Va bene. Questa era strike. Allora, un ball e uno strike. Dimmi, dai. Palla esterna, 2 ball e uno strike. Terzo ball. Questa era strike. Palla girata in foul sulla destra, conto pieno, tutte le lampade sono accese, 3 ball, 2 strike, 2 out e Corridore in seconda base. Sì, Corridore in posizione punto. Battuta in bocca al primo, al difensore in prima base, facile eliminazione, nulla di fatto. Terzo out, termina la parte bassa del quinto inning sull'1-1 e noi andiamo in pubblicità. Telling me to
Sesto inning tra l'incontro le Pantere e la New Rimini. Primo lancio di Aiello, di Tommaso Aiello, per la terza apparizione al piatto di lead-off Gabriel Perdomo. Primo lancio è un ball, stavolta entra con lo strike. 1-1. Swing, un ball, 2 strike. E questo lancio è ball, così decreta Lorenzo Santarini, l'arbitro di Casabase. 2-2 il conto su Gabriel Perdomo. Batte primo out. 4-1, aiutatemi. L'out è 4-1. L'ha raccolto, sì. No, non era prima base. Prima base che ha corso, c'è andato il pitcher. 4-1 l'out. No, il prima base aveva ciccato la palla che era andata a prenderla. L'ha presa al seconda base e ha corso in prima il pitcher. 4-1 l'out. Primo out nel box il secondo del lead-off del Lorenzo Garbuglia. Parte subito con uno strike. Prima lo ricordiamo, è andato in base colpito. Secondo strike con swing. Bella palla, non premiata dall'arbitro. Un ball, 2 strike. C'è stato un cambio nella formazione? K con swing. Ci dicono che c'è stato un cambio. Canuti in terza. Il cambio cosa è stato? Canuti è venuto in terza? No. È uscito Balducci. È entrato Montanari per Balducci. Poi Aspetta. si è spostato dall'esterno sinistro, è arrivato in piedi. Ok. Quindi c'è anche entra Tarassi come DH al posto di Focchi. Montanari. Non mai si è fatto male Focchi? Da fastidio col fatto. Il colpaccio? Sì, ha dei crampi che gli vengono ogni tanto. Quella è l'età. Aia. La veneranda età. E il tuo che cos'è? La veneranda giovinezza. Ok. Abbiamo Pini qui a fianco a noi. Sì. Montanari è andato in prima. Un bel doppio questo forse. Out! Sì, chi l'ha detto Salvo? Quindi era un doppio
Dandu colto rubando, che facciamo? V2 e out. Termina così il sesto attacco su una corsa ingorda verso la terza, fulminato da un'assistenza. Noi andiamo in pubblicità. Di nuovo in linea dallo stadio Rino Zangheri di Rimini, seconda gara dell'incontro tra le Pantere di Potenza Picena e la New Rimini. Cambio, parte bassa del sesto inning, cambio nei lanciatori, c'è stato un cambio interno, ovvero l'esterno sinistro Marchetti Adelin va a lanciare, il DH praticamente non è più battitore designato ma va all'esterno sinistro e scende chiaramente Calcagna Elia. Vedete i lanci di riscaldamento del nuovo lanciatore, il rilievo. La palla sicuramente più veloce. Ci sono stati anche dei cambiamenti nello schieramento nell'inning precedente. È uscito Balducci Manuel, è entrato Montanari e Tommaso. Montanari Tommasi era in prima base, è andato? Prima dov'era? Ha girato, era esterno, sì. No, Ha fatto un cambio interno, è venuto, era esterno, no, c'era Signorile prima, era in terza base, non era esterno. no, Montanari è entrato al posto di Balducci, però non so dove. Allora,
Montanari nel box di battuta, il nonno del line-up, subito il mancino, incrocia il primo lancio, uno strike chiamato, uno strike probabilmente sul filo esterno. Stavolta si deve spostare per non essere colpito, un ball e uno strike. Secondo ball, 2 ball e uno strike. Battuta verso valida, bella valida, con un bel tuffo non riesce a recuperare, bel singolo. E dove l'ha posizionato in difesa? Tommaso, interno sinistro, esterno sinistro. Bunt, out al volo su bunt. L'ha fatto il catch, l'ha fatto, vero? F2. Primo out, e poi abbiamo assistito a uno scontro del pitcher che non ha permesso il lancio sulla prima base per fare il secondo out, fatto tutto da soli, nessuno ha ostacolato, nessun giocatore della New Rimini ha ostacolato la giocata della difesa avversaria. Nel box il numero 20, sostituzione. Adesso vi diremo chi è il 20. Due ball sul nuovo entrato Tarassi Francesco, dunque battitore designato. No, quando sono due. Secondo out, scelta difesa. Stasera, sì. Non abbiamo dei gran battitori in forma questa sera. Vediamo che l'umidità del Marecchia mi sa che ha un po' spento le mazze, c'è da dire, di entrambe le squadre, eh? Però i nostri non li abbiamo visti mai. Entra subito con uno strike su Thomas Canuti, il nuovo lanciatore, il rilievo Adelin Marchetti. Stavolta è un ball e uno strike.
Altro ball. Palla battuta in foul, 2-2 il conto su Canuti. Terzo out, termina il sesto attacco, non giocato ultimamente, pubblicità. Di nuovo in linea dallo stadio Rino Zangheri, sostituzione sul monte, entra il lanciatore numero 41, Muzzarelli Daniel. Sì, è entrato, come vedete, termina il riscaldamento Daniel Muzzarelli, che ha rilevato il lanciatore partente, l'ottima prova di Tommaso Aiello, sicuramente non responsabile del punto che è entrato, dell'unico punto che è entrato della squadra avversaria. Nel box di battuta il numero 24, James Patricio, gira la prima palla, swing, secondo strike, questa volta ha guardato.
Strikeout, guardato. Tre lanci, praticamente liquida la pratica James Patricio. Nel box Daniel Grioli, il terza base. Entra subito con uno strike. Un ball. Palla battuta verso l'interbase che raccoglie la palla e assiste per un difficile 6-3. Seconda eliminazione, scusatemi, sono fatto prendere dalla giocata, ottima giocata, un'assistenza che era veramente un missile. Nel box il numero 27 Gabrieli Giustozzi, esterno destro. Primo lancio chiamato ball da Lorenzo Santarini, che ricordiamo arbitro di Casabase, assistito da Marco Mignola sulle basi. Secondo lancio ball. Terzo lancio, questa volta troppo interno. Swing. 3 ball e uno strike. Basi su ball. Nel box Giuseppe Iucare. Visita di Daniele Del Bianco, breve visita per capire vedete, è stata veramente rapida la visita nel box. Adesso
Iucari Giuseppe che da DH è andato a ricoprire il settore esterno sinistro. Entra subito con uno strike. Sto lancio rimane alto, un ball e uno strike. Palla battuta verso il seconda base che raccoglie e assiste 4-3 per la terza assistenza, per la terza eliminazione. Termina così il settimo attacco delle Pantere e noi andiamo in pubblicità. Parte bassa del settimo inning dallo stadio di Rino Zangheri di Rimini, tra l'incontro le Pantere di Potenza Piceno e la New Rimini, secondo incontro della giornata. E nel box di battuta il numero 4 del line-up con il 42, Davide Bonemei. Lascia giustamente sfilare un lancio improbabile. Entra con lo strike. Guarda il lancio Bonemei. Lancio pazzo, 2 ball e uno strike. Il lancio è rimbalzato. Bonemei impatta un profondo contatto che però non riesce a portarlo oltre la prima base. Un Romano Pini sicuramente sarebbe arrivato in seconda. Bel contatto di Davide però. Di questo ci stava tutto. Questo rapido. Nel box Andrea Gabrielli.
Parte con la prima curva, giustamente la guarda, un lancio brutto, si è spento tutto là. Si è spento, mi sa, l'umidità ha spento il tabellone. Si sposta per non essere colpito, un ball e uno strike. Alza un contatto in tribuna. Il conto dovrebbe stare un ball, 2 strike. Adesso devo tenere anche il conto visto che l'umidità ha bloccato il tabellone. Ball, 2 strike, sì, conferma l'arbitro. Batte verso il terza base e arriva salvo. Valida di Andrea Gabrielli che porta in seconda base Bonemei. Nel box Tommaso Signorile. Visita del manager e noi mandiamo la pubblicità. Torniamo in diretta. Ha fatto Bulk il lanciatore. Sì. Allora, ripreso il gioco e con un bulk del lanciatore avanzano automaticamente i due giocatori sulle basi. Vedete un conciliabolo tra il manager delle Pantere, manager e anche l'aiutante, e l'arbitro di casa base che ha chiamato l'avanzamento dei due giocatori, il bulk. Rimane confermata la chiamata dell'arbitro. Zero out, vero? Mi confermi? 0 out. Nel box di battuta Tommaso Signorile, però mi sfugge il conto. Ma secondo me il primo lancio,
Era il primo lancio, dunque era un ball. Ah, non ha lanciato, dunque non ancora. Ha fatto come per lanciare, poi si è girato da lì il gol. Primo lancio in foul. Palla battuta verso l'interbase. 6-3, primo out. Ah, di. Un lancio rimbalzante è stato ottimamente bloccato dal catcher. Primo ball. Niente di speciale, dai. È qualcosa che somiglia alla Valle. Lancio pazzo. Entra il secondo punto, si sblocca l'1-1. Dunque 2 ball su Yuri Cortesi. Un out, sì, un out e un ball. No, 2 ball. Lancio prima che ha bloccato il catcher, questo lancio pazzo. La curva che la guarda, Yuri, a Yuri sì. 2 ball e uno strike. Bella valida questa volta, bel contatto di Yuri, fa entrare il secondo punto dell'inning, 3-1 il punteggio. Una valida che passa tra prima base e il seconda base, svuota di fatto la terza base e adesso nel box Jacopo Tombari a continuare ancora il gioco. Un out, ricordiamo. Un ball. Un bel contatto che per poco non entra sulla foul di sinistra. Dunque un ball e uno strike il conto su Tombari. Questa sera ricevitore, lancio alto, secondo ball, 2 ball e uno strike.
Terzo ball, 3 ball e 1 strike. Basi su ball per Jacopo Tombari. Un out ancora nel box Montanari Tommaso. Ricordiamo, battitore mancino. Prima e seconda base occupata. Adesso, come diceva un vecchio manager, bisogna legarsi la mazza alla gamba, dopo tutti questi ball. Entra invece con un bello strike sul filo esterno basso. Un ball e uno strike. Un out, ricordiamo sempre. Secondo ball. Battuta profonda, facile preda dell'esterno centro però, e pertanto va out F8, seconda eliminazione senza nessun avanzamento. Sì. No, ma era troppo alta, era alta. 2 out, quarta apparizione al piatto per Enrico Perazzini. Sempre corridori in prima e in seconda. Casa! Terzo punto su errore. 4-1 il punteggio. Sull'errore di lancio preso in ballerina. Corridori adesso solo in seconda base e nessun lancio mi sembra su... No, Perazzini un lancio l'ha avuto, palla valida. Prima valida della serata di Perazzini, che fa avanzare in terza base corridore. Nel box Perassi Francesco. Sì, corridori agli angoli. Lancio ball troppo basso. Due out. Ha presa il volo dell'esterno.
Secondo ball. Terzo ball. Out. Colto rubanto col terzo out, termina così il settimo attacco sul punteggio di 4-1. E noi andiamo in pubblicità, attendendo l'ottavo inning. Ball, uno strike qua, cerca. Un ball, due strike nel box di battuta. Mattia Calcagni dovrebbe essere con il numero 45, sì. Due ball e uno strike. No, un ball, due strike. Difende conto invariato. Sempre un ball, due strike. I crampi gli sono venuti, ho detto. K con swing. Nel box Diego Piovani, il numero 9 del line-up. Nonché il ricevitore. Primo lancio ball.
Freddo? Colpito. Sì, l'ha colpito proprio sulla schiena, un lancio particolarmente veloce. No, abbiamo sentito il rumore delle costole qui, l'abbiamo sentito. Freddo anche loro, comunque. Il cane che si scalda. Scusami, secondo te chi c'è in terza base adesso dei nostri? Primo strike. Sì, è lui, prima base. Uno strike, uomo in prima e un out. Batte in foul, si carica del secondo strike. L'81. È venuto Canuti in prima. Sì, ho visto. Un ball, 2 strike. Sempre corridore in prima, il colpito. Palla battuta verso l'interbase che raccoglie per... Allora, un out, scelta difesa. Non è riuscito il doppio gioco. Secondo out. Perché ha corso molto velocemente Gabriel Perdomo. Nel box di battuta Lorenzo Garbuglia. Due out, un corridore in prima. Primo swing, strike. 32. Secondo strike con swing. Un ball, 2 strike. La palla è rimasta un po' bassa. Strike out, Looking. Guardato, termina così l'8º attacco delle Pantere di Potenza Picena sul punteggio sempre di 4 per la New Rimini, 1 per le Pantere. E noi andiamo in pubblicità.
Buonasera ancora dal campo Rino Zangheri di Rimini, seconda partita del confronto tra le Pantere di Potenza Picena e la New Rimini, parte bassa dell'ottavo inning, sostituzione sul monte, il rilievo Marchetti Adelin è stato sostituito da Garbuglia Lorenzo con il numero 32. Nel box di battuta Tarassi Francesco, che non aveva concluso il turno precedente poiché si era fatto cogliere rubando il corridore sulle basi. Primo lancio ball, è stato sostituito il rilievo dopo che nel settimo inning aveva incassato 3 punti e aveva perso un po' la precisione nell'area dello strike. Secondo ball a terra, Tarassi fino adesso un buon occhio, sceglie i lanci, buon vantaggio per lui con 2 ball. Stavolta lascia passare uno strike in mezzo al piatto, proprio. Terzo ball, 3-1 il conto, 3 ball e uno strike. Se non la vede grossa come un pallone da calcio. Base su ball per Tarassi. Nel box Thomas Canuti. Dunque
corridore sulla prima base, iniziano gli schemi segnalati da Gilberto Zucconi. Primo lancio ball, c'ha un caricamento particolare questo lanciatore, un rilascio della palla con una frustata velocissima del braccio. Secondo ball, strike, 2 ball e uno strike. Palla battuta verso il terza base che assiste per l'eliminazione. 5-1, 5-3. Nel box Davide Bonemei, primo out, corridore in seconda. Gira subito una palla interna in foul, si carica di uno strike. Lancio pazzo che probabilmente porta sì in terza base il corridore. Un ball e uno strike su Bonemei. Dani ha messo le catene? C'è ghiaccio C'è ghiaccio in giro. Aumentavamo il nostro... Sentite gli spacchi sul cemento, l'effetto, il rumore degli spacchi sul cemento. Il microfono è molto collimato. Due ball, uno strike su Bonemei. Infatti qui non si sente lo spike. No, quello lì è molto chiuso. Quando parlano non si sente. Anche io che parlo qui non si sente. Lo vedo da qui. Terzo ball. Sì. Quando parlo, io parlo, vedi qui come sta basso, per sentirsi deve parlare lì. 3 ball e uno strike su Bonemei, sempre corridore in terza. Base su ball. Cammina sulla prima base Bonemei, nel box Andrea Gabrielli. Serve disciplina adesso, scegliere attentamente i lanci. Corridori agli angoli, primo lancio ball, la palla che rimbalza prima del piatto. Secondo ball, una palla sempre molto bassa.
Lancio pazzo, entra il quinto punto. Terzo dunque ball su Andrea Gabrielli. Sì, col lancio pazzo, oltre a essere entrato il punto, Davide Bonemaker in prima base, corre sulla seconda base, toglie così il doppio gioco e Andrea Gabrielli, dopo 4 ball consecutivi, anche lui passeggia sulla prima e seconda base occupate nel box Tommaso Signorile. E visita del manager e noi andiamo in pubblicità. Fatto loro, capito? 5 di loro, chi è? Sì. Allora, sostituzioni sul monte, esce il rilievo Garbuglia Lorenzo ed entra il numero 5, che adesso vi diremo chi è. Il numero 5. Ah, non ce l'ho io il 5. Uno di quelli che non c'è il numero, c'era uno di questi due. No, questi sono gli allenatori. Allora, entra sul monte il numero 5, Caprani Jimmy. Come terzo rilievo, un out, corridore prima e seconda, lancia un pazzo.
Sulle basi chi c'è? Scusami. Mio figlio è in... Ah. Altro lancio pazzo che però non viene approfittato da Bonemei. Diciamo che non è un razzo nella corsa, di conseguenza Sì, sì. devono andare ancora qualche Qui metro un suo babbo che è qui a fianco a me, nonché regista, dice non essendo una saetta, una lepre, terzo lancio ball, necessita comunque di una palla un po' persa, molto persa. sì, la palla deve arrivare fino a battere qual cuscino. Non dico due cuscini, ma uno ne uomini tre che deve arrivare. Per, eccolo il lancio pazzo. E qui siamo al secondo punto entrato nell'inning, sempre un out, io ho il secondo out, ricordami, perché noi... corridori agli angoli adesso, il lanciatore ancora non ha carburato nell'area dello strike, dobbiamo dire. E aggiorniamo il punteggio 6-1. Altro lancio pazzo, entra un ulteriore punto. Entra Andrea Gabrielli a punto. Diciamo che la partita si è rotto l'equilibrio, adesso ormai Sì, al settimo e all'ottavo inning, sì, evidentemente come, sì, come mi suggeriscono, hanno terminato i lanciatori, quelli diciamo di ruolo, e chi entra magari ha un altro ruolo, cerca di fare il proprio meglio, ma lanciatori voglio dire, non si diventa in una sera, no? Bisogna, il lanciatore ha un allenamento specifico, deve avere una padronanza del monte, un altro ball, sì, in effetti probabilmente questo lanciatore ancora non è entrato in partita, forse peggio dell'altro, entra sul filo esterno, Yuri dopo 3 ball lascia sfilare anche il primo strike, certo. Salvo, valida. Nel box Jacopo Tombari, perlomeno con gli ultimi 2 lanci ha cominciato a inquadrare l'area dello strike, così almeno, voglio dire, la partita prende più animo, entra sul filo esterno, bel lancio questa volta, Tombari lascia sfilare la palla, ball, palla che rimane alta, lancio ottimamente bloccato, poteva diventare pazzo, secondo ball, palla battuta, secondo, out in seconda, scelta difesa.
2 out adesso, però porta l'avanzamento in terza del corridori agli angoli, e nel box il nono del line-up, Tommaso Montanari. Lancio alto, un ball. Palla battuta in foul, corre il terza base, out in FF3. Termina così l'8º attacco del Rimini. Sì, il punteggio sul 7-1 in pubblicità. Di nuovo in linea, buonasera, di nuovo in linea dallo stadio di Rimini Rino Zangheri, nono inning della seconda partita tra le Pantere Potenza Picena e la New Rimini, punteggio che è andato a praticamente dilagare tra il settimo e l'8º inning, con 3 punti segnati rispettivamente appunto nel settimo e l'8º inning dal New Rimini. Nel box di battuta Marchetti Adelin lascia passare il primo strike sul filo esterno, sempre nel monte Daniel Muzzarelli. Ancora strike, una fotocopia, questa volta con swing. Foul ball, conto invariato, 2 strike. K con swing nel box James Patricio, la mazza più... c'è una sostituzione, entra il 28, primo lancio com'era? Non l'ho visto. Primo lancio ball, mi dicono, con il 28 adesso vi diremo chi entra. Secondo lancio ancora ball,
Melo Garcia, Henry. Allora, due ball e uno strike. Due ball, due strike mi dicono. K con swing. Seconda eliminazione. Nel box Daniel Grioli. 26esima eliminazione. Primo strike. Daniel lascia sfilare il primo strike. Batte in e termina la partita con out al volo in FF3. Partita che termina 7-1, Rimini ancora a punteggio pieno dopo 10 partite, 10 vittorie e di fatto ancora primo con il 100%. Adesso assisteremo al saluto delle squadre. Bella prestazione fino al sesto inning e poi terminati praticamente i lanciatori del Potenza Piceno, la partita è andata a scemare di interesse, sono entrati 6 punti complessivamente in 2 inning e di fatto la partita è terminata lì. Noi vi salutiamo, prossimo appuntamento domenica. Allora dovremmo esserci. No, sabato Domenica. con il Fano, sabato 1 giugno qui, 3 giugno mi dicono. Ci vediamo sabato 3 giugno, sempre qui a Rimini, con la partita di recupero contro il Fano, che era stata sospesa, la prima partita sospesa per intemperie. Buonanotte, buona serata, sempre con la New Rimini, prima in classifica a punteggio pieno.
Everyone